La figura di Pietro Mastino, avvocato nuorese, deputato del Regno d'Italia, tra i fondatori del Partito Sardo d'Azione, antifascista e costituente, verrà rievocata venerdì 20 settembre alle 10 in un convegno ospitato nella Biblioteca Stata di Nuoro nel 50° anniversario della morte. La figura di Pietro Mastino travalica le mura di questa città. È stato sindaco, ma rispetto ai politici attuali, prima ha avuto un excursus fantastico, è stato deputato, costituente, e poi in tarda età, cioè quando era in matura età, è diventato sindaco di Nuoro, quindi percorso inverso. La figura di Mastino intanto è molto importante al di là della città, è uno dei fondatori del Partito Sardo d'Azione. Non si piegò al fascismo con i sardofascisti, quindi proseguì la sua linea di coerenza e riprese la sua attività come costituente, quindi fu uno di quelli che partecipò alla Costituente e non solo partecipò, basta entrare nel sito della Camera del Senato e si trovano i suoi interventi. Intervenne con una polemica, faccio solo degli esempi, una polemica con Leone. Leone, come la Democrazia Cristiana, voleva introdurre il principio che il pubblico ministero dipendesse dal governo. Lui si batté contro. Sulla pena di morte. Volevano usare un termine per rimandare la cosa, lui fu molto serio su questo e quindi molto fermo contro. L'altra cosa di grande valore è che lui fu un grande autonomista e oggi, siccome l'autonomismo, c'è molta confusione tra autonomismo, separatismo e salvinismo anche in questa regione, lui è un faro, un punto di vista di grande interesse.